In questa nuova puntata di Noi Diversamente Sardi ci troviamo a Genuri, in provincia Sud Sardegna. Stiamo per visitare un nuraghe trilobato con antemurale a 5 torri. Di che nuraghe si tratta? Si tratta del nuraghe San Marco, che è stato costruito in basalto e poi risistemato utilizzando della marna. Vi ricordiamo inoltre di iscrivervi ai nostri canali social Facebook, TikTok e Instagram. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al nostro canale YouTube, cliccate sulla campanellina per rimanere sempre aggiornati sulle prossime pubblicazioni. Perfetto, direi di andare subito. Ah no. Andiamo dopo la sigla! Il mio primo pianto, un saluto, giungere fino a te e fa che vento, buio e paura non mi portino via. Bene, procediamo e entriamo dall'antemurale al cortile interno. Sulla nostra destra vediamo subito una delle 5 torri più esterne. Possiamo vedere gli scavi che vengono tuttora portati avanti per poter riportare alla luce un pozzo e poi forse anche qualcos'altro. Qui diciamo vogliamo tenervi aggiornati tornando più avanti e vedere appunto cosa salterà fuori. Lasciamo per il momento il cortile per entrare all'interno della parte centrale del nuraghe. Qui sulla nostra destra possiamo vedere le scale che appunto conducevano alla sommità del nuraghe e che per il momento non sono accessibili. Sulla nostra sinistra invece possiamo vedere una nicchia. Prima di entrare dentro non possiamo fare altro che ammirare questo architrave veramente imponente e immenso. Non sono in grado di fare delle stime sulla misura in altezza, ma è veramente poderoso. Una volta entrati nella camera principale della Tholos, che come potete vedere è svettata, troviamo una prima nicchia sulla destra. Nella parte centrale non rileviamo nulla di particolare. Dietro di me un'ulteriore nicchia che è svettata. E poi al centro possiamo ammirare questa struttura della quale non sappiamo darvi nessun elemento. Magari se qualcuno di voi è già a conoscenza di quello che rappresenta, ce lo faccia sapere. Tornando nel cortile possiamo vedere qui un passaggio attraverso il murale che ci porta
se non stiamo sbagliando, verso una delle torri dell'antemurale. È veramente meravigliosa. Come possiamo vedere ci sono ben 10 finestrelle, veramente molto caratteristiche, che abbiamo ritrovato anche in altri nuraghe. Usciamo rientrando nel cortile interno, ci giriamo soltanto un attimo per poter ammirare anche qui questo architrave poderoso e immenso. E ora vediamo di raggiungere quest'altra parte. Qui siamo sempre fra il murale e l'antemurale, questo corridoio che porta ad un'ulteriore torre, anche questa dotata di diverse finestrelle. Qui, se non ho contato male, rapidamente sono 8 o forse 6 finestrelle più 2 punti di ingresso molto più grandi. Abbiamo così concluso la visita a questo meraviglioso nuraghe San Marco. Vi ricordiamo di seguirci sui nostri social, Facebook, TikTok, Instagram e su YouTube. E mi raccomando, venite assolutamente a visitare questo magnifico nuraghe. Torneremo, come avevamo detto, a vedere quali saranno i progressi, soprattutto per quanto riguarda il pozzo. A presto! Ciao! So kirkande tintende